Poi Predator. Se ne gioco solo le cose. Pieno. C'è Uber. Di cose Nintendo, non lo so. Bravo, insomma. Oh, i Predator. Stavo dando un'occhiata. Questa qua è quella di Mattia. C'è un po' di cose qua. Che non andiamo nella tenda. Via, c'è. Aspetta, questa c'è un'altra tenda, fa ancora. Non lo so, non ci sono sceso ancora, sono entrato proprio da pochissimo. Volevo staccare e poi ho detto, vabbè dai, faccio un altro giro. C'è un'altra. Fatto, questo qua non era. Adesso. Ci va su Cambodia.
c'è mein Uber. L'ho lasciata però la pistola no. Non ce l'ho più la pistola. Però spazio, poi dove cazzo l'avevo lasciata non me lo ricordo, forse dentro la macchina. Dentro la macchina? No, dentro la macchina lo spotter l'ho lasciato. Sto una cazzata se va a fanculo. Perché non mi trovi il Mose? Vediamo che cosa trovo. Non so manco se scendo veramente. Tanto così ho voluto entrare con una sigaretta. Nel frattempo mi sistemo l'inventario, do un'occhiata. Ti dico. Cos'è? Ancora 1 e un quarto per il nostro restart. Alle 2. Cioè, dai, penso che possa andare. Accendino. Questa non ce la mangiamo. Ho svuotato di un po' di cose. Cazzo, le sacchette ce l'ho nella mia tenda. C'ho poco da andarci, c'ho poco che mi perdo. Buggata questa che non si vede. Questa. Ho due buggate, guarda. Io sono curioso di andare a vedere, quella è la mia curiosità, di andare a vedere se là c'è ancora l'altra macchina. O se questa è spawnata perché per qualche ragione è despawnata quell'altra. Aperto. Aperto, qua c'è passata gente. Me lo ricordavo chiuso.
a vedere se c'è sta macchina ancora, va. Piego il tempo così. Sì, posso fare. Devo guardare un attimo la mappa. Cioè io dietro dovrei uscire la mappa. Prendere subito a destra. Uscire. Uscire e proseguire. Strada. Vado, ma dove siamo qua? Adesso cavolo, adesso siamo qua. Aspetta che non lo faccio, dai.
cazzo è cosa la benzina? Cazzo è. Figli qua. No, avevo sbagliato io a lasciare quella scena lì. Mi ero dimenticato a cambiare la scena. No, la mappa non è quella in game, è una cosa che ho qua col PC, che ho l'Xbox collegata al PC. Mi ero dimenticato a cambiare la scena perché ti posso cambiare scene. Così, e poi avevo fatto una scena con la mappa. E adesso peraltro non si vede più. Vabbè, finito? Vedi sì. Vai, piano fatto. Dall'albero, guarda dove cazzo è. Ma guarda, non posso aprire la porta perché c'è l'albero, non ci credo. Vedi sì. La ghirri. Non fa niente facile. Questo da qua non esce più. Quanto ci va? Facciamo manovra. Ti muove più. Sono rimasto incastrato. Sta non si muove più di qua. Mi spiace. Bisogna ci passa un attimo. Incastrato. È proprio incastrato. È proprio incastrato. Non esce più. Peccato questo, basta, finito. Questa non esce più. Non si può manco che ci spinge, che non penso che spinga. Visto come è messa. È troppo bloccata. Ce la può fare. Ce la fa.
È finita. Non ce la fa. Basta. Questa muore qua. Mi spiace. Il fucile avevo lasciato qua dentro. Che minchiata che stava facendo. Ma non ce la figlio. Che minchiata che stava facendo. No, dico. Fatta. Oh, me lo portavo in fucile, ma non lo piglia. Peccato. Peccato. Assurdo. Poi non è che ci si può fare. Ci posso sparare una bomba sotto. Fare una bomba sotto. Oh, una granata gli posso sparare sotto. Se si muove. Togli la spoletta e poi come la tiro? Non è che salto in aria pure io? Ok. Tira. Minchia, vicino l'ha tirato. Questo è un cazzo. Basta. Esiste. È perso. Io l'ho messa qua per nasconderla, perché non avevo dove nascondere. È persa ormai, è inutile. Tempo perso. Si vede sulla mappa. Poi si vede qui. No, non ce l'ho. Dove cazzo sono?
ricordo che avevo sacchette, si chiamava. Assurdo, non ce l'ho. Però, cioè, vaffanculo, ero convinto di aver. Cioè, un carino, no? Vabbè, pensavo di averlo, e invece no. Okay. 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 Well, thank you. Okay. Bye bye. Ciao Vincenzo, pensavo di averlo, e invece no. Grazie Mattia. No, non c'è raggio, a proposito. Intanto, ok. Peccato, pensavo di averlo, vaffanculo. A questo punto, devo dire a Dio che se c'è la chiamata. Sai, ma come mi dà cosa ho trovato alla fine? Ah, ma ho trovato bello poche cose, e che bello equipaggiamento che c'è qua, guarda. Bello equipaggiamento militare, musica da cecchino, boom, cose. Poi stavamo combattendo per la macchina, abbiamo trovato la prima, avevo da bucciare, che ci sta dietro a controllare se è ancora da. E straordinariamente ne abbiamo trovato magari un'altra. Che però finiamo infossati. Chi sta macchina, chi sta buona. Gippino! Ma che macchina stiamo giocando con lì, stiamo giocando. Predator, ci sei? Il gippino ho trovato, vai. Cerca. Anche questo copo, non faccio per qua, cioè, questo si muore, lui, ma questo anche alla base ce lo sappiamo. Tutto c'è mettere quando il radiatore. Quindi però che per cosa, questo spawn di macchina qua. Mamma mia. C'è mettere quando il radiatore, cosa sto facendo? Cosa sto facendo, Dio Cristo? Mettiamoci sta quando il radiatore, vediamo. Queste cose, ci sono batterie, cannine. Mamma mia, spettacolo, visto ne abbiamo persa una e ne abbiamo trovata un'altra, vai. Spettacolo, speriamo che non mi ammazzano però nel frattempo. Oddio. Una bussola. Buona. Come fa una bussola? No, che cosa no, non da vivere, sta per vivere. Caglietta. Cazzo, piglio buono, perché non lo vedi? Sì, joystick. Vediamo, 4x4 forse sarà le montagne, confronto alle altre che non riescono, vediamo. Dove lo sta mettendo? Perché ci mette così tanto? Certe volte ci mette pochissimo, certe volte tantissimo. Perché si è bevuto sto stronzo? Ma sì. Questo perché ammata. Ma dove la versa? Scusa. Ah, la versa a terra, no, nel radiatore.
fa? Ok, allora io penso che la benzina per andare un po' ci sarà. Amonin. No, che ho buttato a terra. La borraccia, vabbè, futtatin. Faccio picchiare, dai. Dai, già, Amonin. Ci che sputtare. Da moto. Andiamo. Stop. Non è per niente forte in salita, si è fermato. Va a cagare. Ragazzi, è la strada. Io un ragazzo che ce l'ho. Guarda, solo senza benzina. Non sto capendo dove cazzo sono. Che cazzo fa? Che si è buttato. Non sto capendo dove cazzo sono. Un attimo. Ah, ci vuole. Sì. Dato sono. Cioè, perché non. Già arrivo. Sto tutti i muri. Ah, ecco dove sono. Vai, proseguire qua. Poi a destra. Ok. Capito. Mettere la benzina però. Senza benzina. Ora non mi becco una fuciolata andare a destra. Cazzo è? Pecchiata, go! Giù, vieni. Una puttana stava a gambare, non so che sarbuccio. Anche a me faceva così su quel server nuovo che ho trovato, che ho montato su camera e mi ha fatto un casino.
Ora andiamo all'altro deposito dove c'ho l'altra macchina, non c'è a golf. Vediamo se c'è ancora. Ok. Ah, vaffanculo. Quindi, a casa chissà, guardi il capo sta che voglio lì. Ma che immortizzatura che persa la macchina. Perse. Devo scassare. Guarda che cuccione. È aperto. L'hanno trovato. L'hanno trovato, è aperto. L'hanno trovato. Non c'è più. L'hanno trovata. E se la sono portata. O è despawnata. Io a sto punto non lo so. Come funziona. A sto punto non lo so come funziona. Ma questo me lo riporto. No, qua è aperto. L'hanno trovata, l'hanno trovata.
Quando scendo non ci sono troppi spari. Non c'è dove nasconderla. Se la dobbiamo nascondere bene dobbiamo chiudere un magazzino. Come gli dobbiamo fare il cancello, lo chiudiamo. L'ho buttata lì perché ho sentito un sacco di spari. La macchina si trova, casomai, se la perdiamo, niente. Boh, potrebbe essere anche che hanno sparato là alla base militare. Eravamo a posto, non lo so. Attento. C'è una nube. C'è una nube. Eccolo. Ciao Ivan, pare. Sono... Merda! Sono al campo base, avevo trovato una macchina. Ho sentito tutti sti spari. Ragazzi, chissà è un bello mitra militare che ha sparato. Però è un fucile d'assalto che ha sparato. Non è una minchia di fucile. E lì era aperto, quindi probabilmente hanno rubato la macchina. Poi despawnata, non lo so dopo quanto tempo despawnano le macchine, dopo quanto tempo che non le usi, ah. Mi senti? E quindi ho trovato un'altra macchina, una Jeep, la stavo portando qua perché poi ne avevo trovato un'altra ancora e finì infussato e non la potevo sbloccare. Poi trovai sta Jeep
e a scappare, ha lasciato da sotto al magazzino, sotto al campamento. Comunque quelli erano fucili di assalto, così. Fucili di assalto quelli erano. No, non mi sentivo perché era muto. Fucili d'assalto, non vicinissimi. A dire che caro scruscio, c'è di montagne davanti, può darsi che su caro al campamento militare, c'è credere. Dovrei trovare una postazione migliore, ma da qua no, dovrei fare l'incursione, di andare sulle montagne qua davanti. Il campo base è caro, militare. Devo messi a dire a piazzare verso qua sopra, qualcosa del genere. Domani sono con voi, certo, un bar. Però bravo. È molto più stabile da sti lati. Purtroppo delle 3 tende da qua ne riesco a vedere solo una. Certo, sono un tiro impossibile questo. Quasi 600 metri quando era. Metri la tenda. Sì, la tenda a 600 metri è un tiro pazzesco che sta a fare. Oh, c'ho restart, spart. Cosa è arrivato? Tutto questo equipaggiamento, abbiamo buttato, un bar, canto, eravamo in posto militare. Ma io ci 4 viaggi, più quello che mi avevo portato. Vabbè, io ho 15 giorni che sono vivo, Ivan. Quindi forse più di 15 giorni che sono. Quando vabbè, non lo so, quando ve lo siamo andato 91, quando che ci hanno di nuovo. Però non vengono da lì. E di che caso? Sparo su e di che caso. Sono tipo sordi. Andiamo a spostare, no? Però questi erano molto più lontani, spari. Quelli erano vicini. Ma c'è il restart, mi trovo un posto militare, ma avviciniamoci, giusto per vedere se riesco a vedere qualcosa, non per altro. Un po' di azione. Di azione che c'è la pin, dove c'ho la che. Sì, perché abbiamo un aeroporto più piccolo qua vicino. Non è come quello là vicino a Barota, però l'aeroporto era piccolo. Dove sono? Tra un po' che start.
Veloci, veloci, sicuramente saranno tipo lì. Qua già si dovrebbe vedere qualcosa. Sì, vado per qua. C'è il visuale sulle macchine. Perfetto. Che bello qua. Mamma mia. Vediamo. Ah merda, mettete meglio. Merda. Vabbè. La vista è perfetta. Dove metto pure il ghirri. Ghirri. Vibo ha giocato pochissimo. Mi ha detto che ha trovato un altro accampamento fatto così di tende come il nostro e probabilmente di altri sopravvissuti. E dovevamo andare a vederlo assieme. E poi insomma ci siamo persi un po' ed è uscito. E poi non è più rientrato, quindi non mi ci ho potuto portare. Questo ce lo siamo buttati noi prima, quindi poi dobbiamo aspettare per farsi restart. Che treno di merda però che c'ha qua per il tiro, cazzo. Male. Sono venuto qua. Mi piace però. Bello qua. C'ho l'albero davanti però. Non c'ho la visuale completa. Allora il tiro qua è perfetto. Andremo, non vai, non esci. Però qua c'è una tenda che non vedo. E non posso scendere in strada col tiro. E tutto il mio raggio d'azione è questo. Piace di indossare. Arrivo a poter vedere tutte e tre le tende. Adesso però si può salire ancora di più, vediamo. Albero ancora davanti che rompe i coglioni. C'è proprio alberissimo, no albero. Ah no. Poi ci faccio tornare con tocca morte, no? Che sono aperti. Sembra la roccia che ci scassi le palle, quindi io non mi metto. Cazzo. Sì, ci posso cecchinare benissimo, però devo trovare proprio il punto perfetto dove c'ho la visuale di tutte e tre le tende, dove non mi vibra la mira perché magari è messo male. Ah, na, na, na.
l'aeroporto alla fine qua è visto. Anche se forse non è un aeroporto militare, perché? E infatti non c'è tantissima roba. Guardate, non c'è un cazzo. In Italia non c'è poco e niente. C'è questo, questi container qua. Basta. Non è che tutto sto gran... qua è pieno. È proprio pieno di roba monetaria. Ah, quasi deve andare di notte. Poi mattina presto, con una macchina. Si carica a tappo e si parte. Pieno. C'è qua. Tutta dove cerchi e cerchi c'è roba monetaria praticamente. E questo è l'aeroporto militare, infatti. A Vibor. Invece come si chiama? Ah, a Krasno. Non c'è un cazzo. Oh, comunque ce l'abbiamo relativamente vicino, quindi una passata iniziamo a fare poi. Lo so, c'è pochissimo in quello piccino, ho visto. L'unico è questo, ci vogliamo rifornire veramente bene. Dobbiamo fare, magari, basta magari una volta, forse. Basta. Belli, zaini vuoti, macchina vuota. Di notte però sa fare. A restart delle 2, magari non lo vogliamo fare a restart delle 4, a restart delle 2. O a restart delle 6 di mattina. Però a ridosso dovremmo farlo, se siamo intelligenti. Nel senso, o si ci va verso l'1:30, si fa una prima ruttata, o si aspetta il restart e si fa un'altra ruttata, però quello è ancora è pericoloso. Oppure le 4 di mattina. 4 di mattina significa che alle 3 ti avvii, alle 3:30 sei all'aeroporto magari. Fai una mezz'oretta di ruttata, alle 4 restart, ti fai tutta la ruttata possibile e immaginabile, quando sei pieno che c'è un nego sul mattillo, pigli e te ne torni in base, in sicurezza, per farlo in sicurezza questo. Quello grande è il massimo, ragazzi, non ne vale la pena quello piccolo, dici. Vabbè, la zona magari è tranquilla, quindi non ci va nessuno, quindi magari uno ci fa un giretto, no? Quella o alle 4, quindi si inizia alle 3 per fare, voglio dire, questo per fare il gioco del restart, quindi doppia ruttata, o se no alle 4 direttamente, quando si arriva si rutta tutto quello che c'è da ruttare e si ritorna. Tanto è grande comunque. Non lo so a quest'ora quanta gente c'è. Lo dà basso adesso, ma perché? Penso perché posizione in coda, perché è restartato ora. Dobbiamo vedere dopo quanto dà. No, ancora è presto comunque. Ancora è presto. Questa è una cosa che si deve fare o alle 4 di mattina o alle 6 di mattina. Decidere se fare unica ruttata o il trucchetto della doppia ruttata a ridosso del restart e tornare. Quindi ho visto l'orario. Io ho giocato anche di mattina. Ha sempre 20-25 giocatori ci sono nella mappa. Sempre tra i 15 e i 20 ci sono già i Regia con. Sì, alle 3 di mattina ti dico io. Dotare sicurezza. O alle 3 di mattina o alle 6 di mattina. Cioè o alle 4 o alle 6, scusami. Che poi potrebbe essere o alle 3 o alle 5 se si decide di fare la doppia ruttata. 4-6
se si decide di fare unica rottata. Usaccio è pazzesco, dice che è notte la massosa. Però se quello lo facciamo una volta e lo facciamo bene, a voglia, ma potevo morire che ne ce li agli, torniamo in base, abbiamo gli armamenti. Come cazzo finiamo? Oh, mi manca la terza tenda da qua però. Dico una merda stesso. Zombie. Questa tenda ce l'ho completamente coperta da sta massa. Buono perché mi fa anche da copertura un attimo forse. Ghighe del Predator. Nessuno c'è. Quante persone ci sono adesso, in questo momento? Server. Né tante, né troppe. Però se parliamo di completa sicurezza, 30 persone non è completa sicurezza. Ma io non voglio in questo caso scendere a prendermi la roba per forza. Voglio vedere se arriva qualcuno, se riesco a farmi qua 2 tiri prima di andare a dormire. Se no andavo a letto. Ha preso il muro, fratelli. Mm, Scusate, ero rimasto sulla mappa. Capisci Predator perché sono qua? Per un po' di emozione sono qua, no per il loot. Tanto che devo trovare un'altra ghiglia, un altro quello, un SG. Un SG mi servirebbe, porca puttana, perché un fucile d'assalto non ce l'ho. Uso il canne mozze. Una palla rigata. Quello sì. Ma quanti cazzo ne hai SG5? Che una siga, a tutti hai regalato SG5. Merda. Da questa direzione però. Lo zaino, lo zaino, lo zaino, lo zaino. Merda, dov'è lo zaino? No, no. Zaino perso. Come cazzo è lo zaino? Come cazzo è lo zaino? Ma dai, è scomparso lo zaino, non ci credo. Ma no, dai, ma va. Pure va. Sono cagato addosso. Cazzo ci sono salito qua sopra? Oh, vabbè. Mi sono cagato addosso dentro lo zaino. Allora, potrei aspettare qua, volevo anticipare a dire la verità. Da quel lato è venuto lo sparo. Però può darsi che si stanno avvicinando per venire qua. Yeah. Merda. Questa. Sarà. Stanno venendo qua.
Ciao Ivan, buonanotte. Sono tranquillo. Vedarsi che stanno cacciando. Cosa faccio? Lo sparo proveniva tipo da questa direzione. Dai sotto. Oh, ma questo qui sta a migli di tutti. Se no forse un po' scoperto. Ah, scamato. Gli zombie tranquilli. Non c'è nessuno. Lo sparo c'è stato. Lo sparo c'è stato. Ma queste cacciano. Cacciano visto assurdo. Ma magari svedono che se mi. Faccio cazzo. E allora è facile che lo sparo che veniva da qua. Dalla città costiera. Ci vengono sempre a lottare. Dormono che io notte buona caccia. Ciao, ciao Freddo, da domani. Sempre ci vengono qua a lottare. Ora che ci sono i pezzi io non ci viene.
viene mi spara, ma che onda? C'è uno bloccato qua, sì, viego. Che è difficile dico. Ah, non c'è qua. Da casa. È lontanissimo, così. Benissimo. Facciamo così, vale la pena scoprire se. Dai, lontano. Possibile. Ci sono comunque metri di tiro. Sai, un anno passato. No, va passare a 700 metri di tiro, piccolo. Poi mi sono scappato, che no? Ah, sono scappato. 100 metri di tiro, lo farò ora. Attirato da qualcosa. Fammi sparare. Questo qua c'è. Dove? Oh, ma state fermo. Non lo so. Capisci se iddo, fermo. Capisci se iddo, fermo, Catalina o se l'albero. Ah, era l'albero, non lo capisci. Ti maccio. Un secondo, oh, non deve sta. No, deve via che. No, c'è. Sono due, sono coppia. Guarda, c'è gente qua. Guarda, c'è gente, ti dico. Fammi vedere. Ciao, davvero.
Mam zagi. Io. Scomparso. Ma qua. Piazza. Capisci se ci va male. Ciao Futtier. Tu capisci? C'è qualcuno vicinissimo. Assassino in diretta. Assassino in diretta proprio. Lungo tiro. C'è da fare per già ricca. Facciamo inizio.
Che fine fisico. Questo l'hanno ammazzato, c'è stato qualcuno che l'hanno ammazzato. Non ce n'è. Mamma che non guarda. Come? C'è sta casa qua. Si è prima per vedere. Si va con un'ottima vista dall'alto. Questa tumma. Questa è la tumma. Attende. La casa del lago. C'è. Ah, è abbandonata. Sono. Si capisce. Cioè se si va un posto militare. Questa montagna grande. Si vede. Vabbè.
Sloghi. E anche per stasera bye bye.